Le urla e poi gli spari. Una lite in famiglia a Licata, in provincia di Agrigento, si è trasformata in una strage. Un uomo, Angelo Tardino, 48 anni, di Licata, ha ucciso il fratello Diego, la cognata Alexandra e i figli della coppia, Alessia e Vincenzo, di 11 e 15 anni. Poi si è sparato. L'uomo si è recato alle prime luci del mattino in contrada Safarello, dove si trova la casa di compagna del fratello. Nella stessa zona vi sono dei terreni lasciati in eredità dal padre, dove coltivano carciofi. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata una violenta lite, l'ennesima, per questioni di spartizione delle aree coltivate. I dissapori proseguivano pare da tempo. Durante il litigio Angelo Tardino avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco ripetutamente contro il fratello, la cognata e i due nipoti di 15 e 11 anni. L'uomo, dopo il massacro, sarebbe tornato nella sua abitazione e avrebbe confessato alla moglie ciò che aveva appena fatto, dicendo alla donna che doveva andare a costituirsi. Ma una volta uscito di casa è poi salito in auto e si è dato alla fuga. A dare l'allarme sarebbe stata la stessa moglie dell'assassino, che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono immediatamente giunti i militari della compagnia delicata, che hanno in breve ricostruito quanto avvenuto e raggiunto telefonicamente Tardino, che nel frattempo si era recato a circa 2 chilometri di distanza e si è nascosto sotto un cavalcavia. I militari avrebbero a lungo tentato di convincerlo a costituirsi, ma durante la chiamata, quando ormai l'uomo sembrava ormai incline ad arrendersi e raggiungere la caserma, i militari hanno sentito al telefono uno sparo e hanno capito che il fuggitivo ha tentato di togliersi la vita. L'omicida avrebbe rivolto su di sé la pistola usata per la strage e ha fatto fuoco contro se stesso. Il suo corpo è stato trovato per strada. I sanitari che lo hanno soccorso hanno parlato di morte cerebrale. Angelo Tardino è stato intubato e trasferito nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'indagine, coordinata dalla Procura di Agrigento, sta ricostruendo cosa è accaduto in quell'appartamento. Già nei giorni scorsi c'erano state altre discussioni animate, ma nulla faceva presagire questo drammatico epilogo. Raccontano i vicini di casa, ancora sotto shock per i colpi di pistola. L'arma usata per la strage è una calibro 9 ed è stata ritrovata e sequestrata. L'indagine è guidata dal PM Paola Vetro, sul posto i carabinieri.